Un incendio mortale ad Aragona è avvenuto stanotte, è morto un 54enne, Bruno Leonardo, vano l'intervento dei vigili del fuoco che hanno trovato il corpo già carbonizzato. A Porto Empedocle al via la costruzione di un centro partenze per accogliere gli immigrati. L'onorevole Pisano propone di promuovere la questura di Agrigento alla prima fascia, considerando il notevole lavoro svolto dalle forze dell'ordine. Il comune di Agrigento perde un finanziamento regionale per il recupero della piazza, dovrà anche restituire 150.000 euro ottenuti come anticipo per l'avvio dei lavori. L'associazione ambientalista Mare Amico denuncia come al primo acquazzone le fognature sono intasate al villaggio Mosè, chiesta immediatamente una verifica sulla balneabilità del mare. Presentato stamani il premio letterale Atena Festival, a Raffadali Gianfranco Iannuzzo presenta il suo book fotografico Gente Mia, mentre a Bovo Marina a Montallegro si rifà il look grazie all'iniziativa di artisti locali. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Apriamo oggi con una notizia: un incendio mortale è avvenuto in via Mameli ad Aragona. Dopo la mezzanotte la vittima è un 54enne, Bruno Leonardo. L'uomo sarebbe stato trovato totalmente carbonizzato. C'è il servizio. È Bruno Leonardo, la vittima di 54 anni, che questa notte, a causa di un incendio mortale in via Mameli ad Aragona, ha perso la vita. L'uomo sarebbe stato trovato totalmente carbonizzato. Rimane ancora da chiarire la dinamica di come è accaduto il fatto. Secondo una prima sommaria ricostruzione, a scatenare il rogo nell'appartamento di via Mameli sarebbe stato un mozzicone di sigaretta lasciato acceso proprio dalla vittima di anni 54, Leonardo Bruno. Le fiamme, quindi, purtroppo non avrebbero lasciato scampo all'uomo che poco prima che divampasse l'incendio si era addormentato. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che purtroppo hanno dovuto constatare la morte dell'uomo e trovato il corpo carbonizzato. Presenti anche i carabinieri della stazione cittadina di Aragona per i rilievi e le indagini di rito. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno segnalato del fumo nero uscire da una finestra. Sul posto, come detto, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che purtroppo non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Un centro immigrati per le partenze per accogliere e assicurare la prima assistenza ai migranti in arrivo a Porto Empedocle è quello di prossima realizzazione tra il porto e la contrada Caos, il servizio di Margherita Trupiano. Non si arrestano gli sbarchi di migranti in approdo a Lampedusa, poi trasferiti a Porto Empedocle per le operazioni di registrazione, identificazione e successivo smistamento nei centri di accoglienza di tutta Italia. Un grande impegno di volontari e prefettura, spesso reso difficile dalle procedure che necessitano di tempi che costringono i migranti a lunghe attese, anche per l'arrivo dei bus che poi li condurranno a destinazione. E sulla struttura che verrà a breve realizzata, che viene definita un centro partenze, interviene il prefetto di Agrigento Filippo Romano, che in questi giorni ha cercato di arginare le 1000 difficoltà con una vigilanza attiva. Non è un centro di permanenza né di accoglienza, afferma, ma sarà un punto di soccorso per dare un vestito asciutto e delle ciabatte a chi non ne ha e primissime cure. Sono tutte attività continua che si svolgono in pochissime ore, compresa l'identificazione e poi subito la partenza in pullman per le altre destinazioni in Italia. La struttura progettata, sottolinea, sarà un centro partenze e va nella direzione più utile alla comunità di Porto Empedocle perché eviterà una permanenza eccessiva di migranti in città. Il nuovo centro partenze verrà realizzato nei prossimi mesi e troverà ospitalità nella zona che si trova tra il porto e Contrada Caos.
E in tema di immigrazione interviene l'agrigentino onorevole Lillo Pisano che dice: proporrò al ministro degli interni Matteo Piantedosi l'attribuzione di riconoscimenti premiali per il personale delle forze dell'ordine, ribadirò la necessità di promuovere la questura di Agrigento alla prima fascia, ciò garantirebbe quel cospicuo ampliamento di risorse umane che consentirebbe una più rapida e ottimale gestione del problema e il servizio. E in tema di immigrazione interviene oggi l'onorevole Calogero Pisano. Prendo conoscenza della nota congiunta dei sindacati SIAP e ANFIP, con la quale viene denunciata un'importante carenza di organico che renderebbe ancora più gravosa l'attività delle forze di polizia presenti a Lampedusa per fronteggiare i continui sbarchi di migranti, aumentati in maniera esponenziale durante il periodo estivo, e che costringerebbe tanti agenti e funzionari a rientrare dalle ferie o addirittura a rinunciarvi. Mi preme evidenziare, afferma l'onorevole Pisano, l'ottimo lavoro svolto dal governo per affrontare con i suoi migliori rappresentanti, da Sua Eccellenza il Prefetto Romano al signor Questore, dalle forze di polizia ai carabinieri della Guardia di Finanza ai corpi dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, e quella che non è più un'emergenza ma un fenomeno strutturale. Proporrò, continua Pisano, al Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi l'attribuzione di riconoscimenti premiali per il personale delle forze dell'ordine che con lodevole impegno quotidiano riesce a gestire al meglio l'enorme flusso di migranti che approda sulle nostre corse, e ribadirò inoltre la necessità di promuovere la questura di Agrigento alla prima fascia. A tal proposito ho già avviato le apposite interlocuzioni. Ciò garantirebbe quel cospicuo ampliamento di risorse umane che consentirebbe una rapida e ottimale gestione del problema immigrazione. E passiamo ora a Piazza Ravanusella. La città perde il finanziamento regionale per il suo recupero urbano, ma oltre a ciò il comune di Agrigento dovrà restituire alla regione la somma di 150.000 euro anticipati alla firma del contratto. La città di Agrigento perde il finanziamento regionale per il recupero del quartiere di Ravanusella. Numerose le critiche arrivate in tal senso, una da parte del segretario cittadino del PD Nino Cuffaro, che afferma come apprendiamo con grande disappunto della perdita del finanziamento riconosciuto al comune di Agrigento ben 7 anni fa per il recupero della famosa e storica piazza Ravanusella e della zona che si estende fino alla via Atenea, oggi alquanto degradata. È l'ennesimo finanziamento perso per il recupero del centro storico, afferma il segretario cittadino del PD. Fa rabbia constatare come il percorso che ha portato a questo deprimente epilogo era evitabile. Già nel marzo del 2021 la procedura di revoca del finanziamento, ciò nonostante nessun atto o attività sono state espletati dal Comune per evitarne la revoca, e dire che il progetto in questo caso era già definito e pronto per la fase esecutiva. Non c'è alcuna scusante, siamo in presenza di una gravissima insipienza che porta tanto nocumento alla nostra città. Ora al danno anche la beffa. Il Comune dovrà restituire alla Regione il finanziamento di 155.000 euro già anticipati al momento della firma della convenzione nel 2016, l'ennesimo fallimento della giunta Miccichè per il segretario cittadino del PD Nino Cuffaro. E sempre in merito a tale nota interviene il Codacons di Agrigento, affermando come se la Regione revoca un finanziamento al Comune di Agrigento, lo stesso Comune con determina 2104 del 21 agosto 23 liquida ai dirigenti l'indennità di risultato. Come mai, si chiede il Codacons, nella stessa determina non si fa riferimento al verbale del nucleo di valutazione dell'ente che risulta determinante nella valutazione e nell'attribuzione della premialità di risultato ai dirigenti? Con quale verbale? Continua il comunicato del Codacons, e in che data e da quale nucleo è stata deliberata la liquidazione del risultato raggiunto dai dirigenti relativamente a questa determina? Al Comune c'è più di qualcosa che non va, e questa è una di quelle che fa caponare la pelle. Il segretario comunale, afferma il Codacons, prenda atto della mancanza di riferimento al verbale del nucleo e blocchi la liquidazione in autotutela. E l'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, diretta da Claudio Lombardo, sempre attenta alle problematiche del nostro territorio, questa volta fa il focus sulle fognature del villaggio Mosè. Il servizio corredato da un video fornito proprio dall'associazione Mare Amico.
L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, diretta dal dottor Claudio Lombardo, sempre attenta alle tante problematiche del nostro territorio, questa volta fa il focus sulle fognature del villaggio Mosè di Agrigento, affermando come sono bastati 5 minuti di pioggia per fare scoppiare le condutture. Nella zona popolare di Agrigento questo accade per colpa dei numerosi bypass tra le condotte di acque bianche e le acque nere. Questa miscela, continua Mare Amico, maleodorante e pericolosa, è arrivata nel torrente Canne, sulla spiaggia delle Dune e quindi in mare aperto, un vero disastro. Pertanto, chiede Mare Amico, risulta necessario effettuare gli opportuni prelievi in mare al fine di accertare la balneabilità della zona. Quello che è accaduto ieri ad Agrigento non è diverso da quello che accade in tante altre città d'Italia. Vi è una corsa permeabilità tra il sistema delle condutture delle acque bianche e quello delle acque nere. Quindi accade che quando piove le acque bianche passano nelle acque nere e scoppiano i tombini. Proprio quello che è accaduto ieri a Sallone, e queste acque inevitabilmente vanno a finire al mare inquinandolo. Le donne e la Sicilia, protagoniste dell'Atena Festival, stamani la presentazione dell'evento. Letterario, la protagonista è donna. Ultimamente tutte le migliori scrittrici, anzi i migliori libri scritti sono scritti da donne, ed era strano che ancora in Italia non ci fosse un festival dedicato alle donne, dedicato alla narrativa femminile e dedicato soprattutto alle autrici. È da 2 anni che questo festival esiste ed è bello che abbia sia dedicato, diciamo, ad Atena, quindi la dea per antonomasia. Siamo qui in un luogo meraviglioso che è il chiostro del Museo Archeologico Piero Griffo di Agrigento e abbiamo quest'anno un parterre incredibile di scrittrici e con, diciamo, la ciliegina sulla torta avere la presenza di Carmen La Sorella, che alla sua prima pubblicazione, dopo aver fatto e dopo che tuttora è una delle più grandi giornaliste italiane. Atena Festival femminile, che cosa scopriremo in questa nuova edizione? Sì, Atena Festival spegne la sua prima candelina, siamo giunti alla seconda edizione, anche quest'anno 4 grandi protagoniste, 3 siciliane e una no, 3 grandi storie di donne, una no, ma la caratteristica di quest'anno è che la protagonista, una delle protagoniste principali è la Sicilia arroccata, arcaica di Costanza di Quattro, la Sicilia malinconica e incantata di Lorena Spampinato, la Sicilia dell'accoglienza di Carmen La Sorella e la Sicilia post-guerra, sempre in fermento che vuole cambiare, di Giusy Sciacca. Si ripete ancora una volta il connubio tra pubblico e privato. Il parco è ben lieto di collaborare con la società civile, quindi con associazioni, in questo caso il mercante di libri. Già il secondo anno noi siamo, diciamo, non siamo direttamente organizzatori, però mettiamo a disposizione la nostra location, ma con il mercante di libri è un rapporto che si va consolidando sempre di più e probabilmente nasceranno anche delle collaborazioni ancora più stringenti. Del resto già qua al museo durante lo scorso inverno si è svolto la rassegna I libri del Griffo e lì sono nate le collaborazioni con delle case editrici, con degli scrittori, insomma questo rapporto tra pubblico e privato di cui poi il progetto Diodorus è l'esempio più lampante e mirabile, si ripete anche con tutto il mondo dell'associazionismo, con tutte quelle persone che mettono tanta passione in quello che fanno. E a Raffadali lo scrittore e artista agrigentino Gianfranco Iannuzzo ha presentato giorni fa il suo libro Gente Mia, un book fotografico all'interno della sala consilare del comune di Raffadali, presente il sindaco Silvio Cuffaro, il regista Enzo Alessi, oltre che a un folto pubblico che ha apprezzato la presenza del noto attore agrigentino. Noi lo abbiamo seguito. Nonostante l'estate, a pochi giorni dal Ferragosto, oggi a Raffadali tu presenti Gente Mia, una pubblicazione importante dove racchiudi un po' la sintesi di un tuo, diciamo, di una tua passione, che sono quella delle foto, Gianfranco. Sì, da ragazzo avevo questa grandissima passione per la fotografia e fotografavo i luoghi che mi piacevano e le persone che in quei luoghi vivevano, cioè i cortili di Agrigento. Mio padre era nel quartiere alto della città che prende il nome dalla
Basilica Santa Maria dei Greci, mamma invece era nel quartiere dello Struscio del Viale della Vittoria, quindi due quartieri completamente diversi. Un po' romanticamente sono andato a fotografare i luoghi che mi sembrava fossero di papà e mamma. Ne è nato un libro bellissimo perché poi a distanza di tanti anni sono ritornato a fotografare quelle stesse persone, le ho ritrovate dopo 40 anni dopo, c'era Foggio Pertuso Picciotto e Foggio Pertuso dopo 40 anni e così quei ragazzini che erano dodicenni, ho trovato uomini cinquantenni. E la cosa meravigliosa è che lo spirito di chi vive nel centro storico è rimasto assolutamente identico, perché se non ci fossero loro ad abitare il centro storico per antonomasia sono luoghi fragilissimi, crollerebbero miseramente, invece loro si devono occupare, si occupano molto volentieri della ristrutturazione delle loro case, dei loro appartamenti, fanno la pavimentazione, fanno le tubature, mettono i gerani per abbellire i loro balconi, spesso questi balconi sono barocchi, sono meravigliosi perché si sono stratificati in molti stili. La nostra Sicilia racconta una Sicilia fatta di umanità, di accoglienza, è un editore molto illuminato come Antonio Liotta e un grandissimo amico mio fotografo professionista che è Angelo Pitrone, mi hanno dato il coraggio per fare un libro che devo dire è stato un successo straordinario. Ora spero che piaccia qui anche ai miei amici raffadalesi, sono molto legato a Raffadali perché una mia nonna era di Raffadali, la mamma di mio padre era una Di Caro, nonna Giovannina Di Caro, quindi sono legatissimo, infatti oggi sono venuti dei miei cugini in Nocera e quindi è anche una bella rimpatriata con la città di Raffadali e con i raffadalesi. Sono buon amico del vostro sindaco che mi ha promesso che faremo anche uno spettacolo l'anno prossimo, sono a vostra disposizione perché ho Raffadali nel cuore, anche è gente mia questa, la gente mia è la gente d'Italia e di Sicilia soprattutto per quello che mi riguarda. Il famoso scrittore Guido Gozzano scrive di Agrigento, ce ne riferisce il regista Enzo Alessi, intervistato da Margherita Trupiano. Enzo Alessi, Agrigento, capitale della cultura, potrebbe giovarsi anche di un importante contributo, abbastanza raro, di Guido Gozzano. E lei ne sa qualcosa? Questo contributo ce lo dà Guido Gozzano, poeta piemontese morto giovanissimo, che venne nella Valle dei Templi, se ne innamorò e quando tornò dalle sue parti scrisse un libretto dal titolo L'altare del passato, che venne pubblicato dopo la sua morte nel 1916. Eravamo in guerra, ebbene si disperse qualche copia, si ritrovò solo in giro per l'Italia e io ebbi fortuna di trovarne alcuni fogli tempo addietro, ma grazie a una giovane di Raffadali che vive a Torino sono riuscito ad avere il libretto, fotocopiarlo e rimandarlo alla Biblioteca Nazionale. E questo libretto è una testimonianza d'amore. Cosa scrive? Scrive che la Valle dei Templi è il luogo immaginario degli dei, lui li vede camminare, le feste, per lui quelle feste erano momenti solenni, di riti, come una volta. Devo dire che quelle pagine sono preziose per chiunque voglia oggi ancora una volta riscoprire la Valle dei Templi tramite un grande poeta italiano. E per gli amanti dell'enoturismo nasce la vendemmia turistica, il servizio. L'enoturismo in Italia è una realtà che coinvolge oltre 14 milioni di persone, un trend in crescita e un'offerta di proposte esperienziali che vanno dai tour alle degustazioni, il tutto all'insegna del relax tra vigne e cantine. Ora, grazie ad un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dall'Associazione Nazionale Città del Vino, è stata finalmente regolamentata la cosiddetta vendemmia turistica, esperienza coinvolgente e formativa che le cantine italiane potranno proporre ai loro visitatori. La vendemmia turistica era una pratica che è stata sperimentata in passato in diverse regioni italiane, ma non aveva, tranne il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia, non aveva una regolamentazione organica. Scorso 12 luglio abbiamo sottoscritto appunto un protocollo che disciplina in maniera organica e puntuale lo svolgimento della vendemmia turistica. Che cos'è la vendemmia turistica? È la possibilità che si danno alle imprese
enologiche, alle cantine, di ospitare turisti. Turisti non semplicemente a fare un giro in vigna, a guardare delle vigne, ma a vendemmiare, proprio nella parola esatta, a vendemmiare però da soli, non in compagnia con i vendemmiatori professionali, a vendemmiare in un appezzamento ben identificato, a vendemmiare utilizzando un abbigliamento e delle calzature adatte. È molto semplice per un'azienda vinicola sperimentare e avviare la vendemmia turistica semplicemente con una email, una PEC, caricando delle informazioni sul portale del SUAP di ogni comune, indicando il numero, i nominativi e il numero della polizza delle persone che saranno a vendemmiare. È una grande opportunità che abbiamo offerto alle aziende vinicole, perché il turismo esperienziale, quindi il poter toccare i grappoli, raccoglierli, vedere poi come vengono pigiati, è un'esperienza che è molto attesa da parte dei turisti. Noi l'abbiamo presentato in Sicilia, a breve lo presenteremo in altre regioni italiane. Nei prossimi giorni appunto tutte le aziende potranno avvalersi di questa importante possibilità. Una marina di colori a Bovo Marina, artisti vari hanno rifatto il look del viale che porta in spiaggia. In merito abbiamo sentito il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, e Rosanna Panarisi per l'associazione Montallegro in Arte. Come dicevo all'inizio dell'estate montallegrese, stiamo valorizzando Bovo Marina e stiamo dando un tocco di eleganza, un tocco di arte. Abbiamo creato quest'isola pedonale e proprio per questo stiamo abbellendo anche il muro. L'isola pedonale è stata creata non solo per un motivo estetico, ma soprattutto un motivo di sicurezza e di incolumità pubblica, perché giustamente le macchine non vengono più parcheggiate lungo la strada comunale. C'è il parcheggio che noi abbiamo aperto, 7.600 metri quadrati di parcheggio, quindi i cittadini e chi viene a mare parcheggia al parcheggio e poi viene a piedi e si gode diciamo, questo viale lungo, e ora se lo godrà ancora di più con questi disegni di questi bravissimi artisti. Siamo a Bovo Marina, tutti riuniti noi dell'associazione Artisti Montallegro in Arte, tanti ragazzi volenterosi. Già qualche anno fa abbiamo contribuito ad abbellire il nostro paese con le panchine artistiche che abbiamo fatto in Viale della Vittoria. Adesso il sindaco ci ha invitato oggi per fare una nuova manifestazione, dare un po' di colore qua al nostro vialetto del mare, Bovo Marina, che quest'anno sono state messe anche le luci, la scritta, e abbiamo pensato di suddividere in varie sezioni questo muretto e ricreare sempre tema di mare, dei piccoli quadri, ognuno a fantasia propria, però sempre con il mare di giorno, di sera, col tramonto, in varie tecniche. Speriamo che vi piacerà questo nostro tocco d'arte. Dismesse le cabine telefoniche anche a Messina, secondo le ultime disposizioni dell'autorità per le comunicazioni, che stabilisce come la TIM non è più obbligata a garantire il servizio pubblico e può iniziare così a smantellare quelle ancora in uso. Un'era che si chiude e che si chiuderà anche prima del previsto. Saranno infatti rimossi gli apparati stradali di telefonia pubblica. TIM dismetterà gli impianti che siano cabino cupole, mantenendo però le postazioni presenti all'interno dei luoghi di rilevanza sociale. Un provvedimento che scatterà in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Agcom ha dato il via libera definitiva a TIM di smantellare uno dei simboli degli ultimi 70 anni, in quanto è stato ritenuto che non sia più necessario continuare a garantire la disponibilità e l'accessibilità economica del servizio di telefonia pubblica stradale. Addio quindi alle vecchie cabine cupole, quelle che tante generazioni di bambini hanno utilizzato per chiamare i genitori mentre erano al mare con i nonni, o che tanti adolescenti hanno usato per cercare a casa il fidanzato. Il Garante ha recentemente verificato che delle 16.073 cabine ancora presenti sul territorio italiano, solo 59 sono in zone non coperte dalle reti degli operatori mobili. Inoltre il loro impiego è andato via via calando nel corso degli anni. Nel 2019 si sono registrate in media 277 telefonate per ciascuna cabina, valore che nel 2021 è calato del 57% fino a 118. I cittadini sono invitati a segnalare al fornitore del servizio di telefonia pubblica le postazioni telefoniche pubbliche in stato di abbandono o di rimozione non completata, documentando la segnalazione con ogni riferimento necessario ed eventualmente anche con materiale fotografico.
Al via il primo festival dedicato alle eccellenze agroalimentari, è stato presentato a Torrenova di Messina, che si svolgerà dall'1 al 3 settembre in Piazza Marina. Nella splendida cornice di Piazza Marina a Torrenova, Amunì, il primo festival agroalimentare, un evento unico nel suo genere all'interno del panorama siciliano. 1, 2, 3 settembre, show cooking, convegni, street food e live music. 3 giorni fatti di cibo, cultura, musica e connessioni tra eccellenze siciliane. Amunì, con la presenza di Pippo Palmieri, dei The Colors, i Santi Francesi e discoteca con Jess & Jay. Viene a scoprire tutto il bello che la Sicilia può offrire. Amunì, 1, 2, 3 settembre in Piazza Marina a Torrenova. Sindaco, presentazione oggi di un grande evento che aprirà il mese di settembre a Torrenova. Sì, un evento che da mesi ci lavoriamo, finalmente siamo riusciti a pubblicizzarlo, a partorirlo e a definirlo nei minimi dettagli. L'Amunì Festival 2023 sarà un momento di incontro fondamentale tra i maggiori produttori siciliani e i grandi buyer internazionali e italiani. Ci sarà presente Deco, Conad, Coop e poi ci saranno presenti i buyer americani dalla Sud Corea, di Singapore, Hong Kong, Francia, Germania, quindi stiamo cercando di costruire in miniatura per la prima volta questo incontro fondamentale tra produzioni siciliane e grande distribuzione nazionale e internazionale, dando la possibilità anche a chi verrà a trovarci in questi 3 giorni, 1, 2, 3 settembre in Piazza Mare, di vedere i The Colors, di apprezzare i Santi Francesi, di andare a Luna Park, di farsi una passeggiata a lungomare, quindi un villaggio in Piazza Marina che raccoglierà sia l'agroalimentare con show cooking ed esposizione, sia anche una buona musica o anche un buon piatto di street food grazie ai nostri commercianti. L'obiettivo è quello di creare un grande evento per Torrenova, ma anche di valorizzare i prodotti dell'agroalimentare siciliano. Sì, lo scopo principale è proprio quello, è dare la possibilità ai produttori siciliani di incontrare la grande distribuzione e farsi conoscere. Ad oggi il produttore siciliano deve andare a Milano piuttosto che a Parma ad incontrare i buyer internazionali. Noi in maniera sicuramente ambiziosa desideriamo che la Sicilia possa sponsorizzare i loro prodotti nella terra di origine, cioè qui in Sicilia. Amunì 2023 non deve essere un anno soltanto di passaggio, ma deve essere proprio ogni anno cercare di approfondire meglio, di grandire meglio questo festival affinché non diventi soltanto un evento comunale o territoriale, ma un evento regionale di grande rilevanza commerciale. Siete riusciti a intercettare i fondi regionali, anche i fondi privati che credono a questa iniziativa? Sì, non sarà totalmente intaccato il bilancio comunale e tutti i fondi saranno sia regionali grazie a un finanziamento dell'assessorato agricoltura, Dipartimento Pesca e Dipartimento Agricoltura di 75.000 euro e grazie ai nostri sponsor che ormai da anni ci supportano in questa iniziativa e anche questa volta hanno detto presente e hanno capito l'importanza del progetto e lo hanno finanziato. Sarà l'occasione anche per conoscere il lungomare di Torrenova? Sì, sicuramente la location sarà da favola, il nostro lungomare deve essere appunto messo al centro dell'attenzione e non ci sarà occasione migliore di Amunì per far conoscere il nostro lungomare a tutto il territorio. Ricordiamo gli appuntamenti quindi di queste 3 giornate. Il 1 settembre ci sarà l'inizio della fiera, l'apertura della fiera, l'inaugurazione con la presenza del vicepresidente della regione San Martino e altri esponenti politici, ci sarà poi Radio 105, ci saranno dei convegni e dei workshop, dello show cooking, mentre il giorno 2 avremo i The Colors e a seguire la discoteca Sealand che farà la serata sotto le stelle al centro servizi. Il giorno 3 avremo i Santi Francesi e nel giorno 2 ci saranno anche 2 artisti, un DJ set, Jay e Jess. E questo è tutto per l'informazione di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.